L'oratorio Don Bosco di Rosà è il primo del Veneto che s'avvale della Carta Etica Regionale dello Sport. 14 articoli che vanno a interessare atleti, allenatori, ma anche genitori, tifosi e una comunità intera per far sì che lo sport sia concretamente un'opportunità di crescita, condivisione e divertimento. Che è una bellissima iniziativa che riguarda i veri valori dello sport a 360 gradi. È totalmente inclusivo. Esatto, totalmente inclusivo, sì. Coinvolge anche la disabilità, quindi quello che è il paralimpico, diciamo. È un orgoglio per voi. Sì, sì, è un orgoglio per noi questo. L'avete chiesto voi? L'abbiamo chiesta noi dopo aver partecipato insieme a un ragazzo a un concorso e poi è piaciuta e abbiamo chiesto se potevamo entrare nella carta etica e ci hanno detto di sì subito e che siamo anche stati i primi circolo a entrare, quindi ovviamente abbiamo deciso all'unanimità come direttivo di aderire alla carta etica dello sport. Adesso tra l'altro questa insegna verrà messa bene in vista proprio sui vostri campi sportivi. Sì, verrà attaccata alla parete dell'oratorio sul campo da calcio dove viene frequentato da tutti praticamente. Sì.